Avete mai letto la rivista Sorrisi e Canzoni? Se state pensando a quel settimanale dal nome simile, ma con TV all'inizio del suo nome, avete ragione. Alla sua fondazione nel 1952 la rivista si chiamava Sorrisi e Canzoni. 2 anni dopo fu ribattezzata TV Sorrisi e Canzoni. La rivista è un'icona dell'editoria italiana con una storia molto lunga. Ecco una panoramica della sua evoluzione nel corso degli anni. La rivista è stata fondata nel 1952 e sin dall'inizio ha fornito ai lettori una guida dettagliata ai programmi televisivi, insieme ad approfondimenti su attualità, musica e cinema. Fin dall'inizio è stata una risorsa preziosa per il pubblico italiano, fornendo informazioni approfondite e divertenti sulle trasmissioni televisive, le nuove uscite musicali e i film più recenti. La sua fondazione è stata una risposta alla crescente popolarità della televisione in Italia negli anni 50. La rivista è diventata rapidamente un punto di riferimento per le famiglie italiane, fornendo loro una guida accurata e affidabile alla programmazione televisiva settimanale. Nel corso degli anni, TV Sorrisi e Canzoni ha adattato il suo contenuto per rispecchiare i cambiamenti nel panorama mediatico e culturale italiano. Ha continuato a essere una risorsa preziosa per gli amanti della televisione, della musica e del cinema. La rivista TV Sorrisi e Canzoni ha attraversato diverse fasi di sviluppo nel corso dei decenni. Durante gli anni 60-70 la rivista ha consolidato la sua posizione nel mercato editoriale italiano come una fonte autorevole di informazioni sull'intrattenimento. Ha ampliato la sua copertura per includere approfondimenti su attualità e cultura popolare, diventando una lettura essenziale per le famiglie italiane. Con l'avvento della televisione a colori e l'espansione dei media, TV Sorrisi e Canzoni ha continuato a evolversi, adattandosi ai cambiamenti nel panorama mediatico italiano. Ha introdotto nuove rubriche e formati per rimanere rilevante per il suo pubblico. La rivista ha affrontato le sfide del digitale e dell'era dell'informazione, ampliando la sua presenza online e sui social media. Ha continuato a offrire una guida completa alla programmazione televisiva, insieme a contenuti originali e approfondimenti sull'intrattenimento. Nel corso degli anni, la rivista ha introdotto varie innovazioni editoriali e grafiche per rimanere rilevante e coinvolgente per il pubblico. Ha affrontato sfide come l'avvento del digitale e l'evoluzione dei media, adattandosi costantemente per soddisfare le esigenze dei suoi lettori. Ecco alcune delle sue principali innovazioni. Nel 2003, TV Sorrisi e Canzoni ha lanciato il suo portale web, sorrisi.com, offrendo contenuti digitali come cineracconti, notizie sul mondo della televisione, novità musicali, fotogallery e aggiornamenti sui programmi TV. La rivista ha ampliato la sua presenza online attraverso i social media e altre piattaforme digitali, offrendo ai lettori un accesso più ampio ai contenuti e interagendo con il pubblico attraverso diverse piattaforme. TV Sorrisi e Canzoni ha arricchito i suoi contenuti con video, podcast e altri formati multimediali, offrendo agli utenti una gamma più ampia di esperienze di intrattenimento e informazione. La rivista ha sviluppato app mobili e versioni ottimizzate per dispositivi mobili, consentendo ai lettori di accedere ai contenuti ovunque e in qualsiasi momento, adattandosi alle abitudini di consumo dei media digitali. TV Sorrisi e Canzoni ha continuato a innovare nei suoi contenuti editoriali, introducendo nuove rubriche, approfondimenti e formati per mantenere il suo pubblico coinvolto e informato. TV Sorrisi e Canzoni ha mantenuto una posizione di rilievo nel mercato editoriale italiano, diventando una delle riviste più lette e apprezzate nel suo settore. Ecco alcuni punti che evidenziano la sua popolarità. Con oltre 60 anni di storia, TV Sorrisi e Canzoni ha radicato la sua presenza nel panorama mediatico italiano, diventando una delle riviste più longeve e iconiche del paese. La rivista ha goduto di un'ampia diffusione in tutta Italia, raggiungendo un vasto pubblico di lettori interessati agli ultimi sviluppi nel mondo dello spettacolo, della musica e del cinema. Nel corso degli anni, TV Sorrisi e Canzoni ha continuato a innovare nei suoi contenuti editoriali,
mantenendo il suo pubblico coinvolto attraverso rubriche, approfondimenti e formati innovativi. La rivista ha spesso stretto partnership con eventi importanti come il Festival di Sanremo, confermando il suo ruolo centrale nel panorama culturale e mediatico italiano. Attraverso il suo portale web e i social media, TV Sorrisi e Canzoni ha ampliato ulteriormente la sua portata, raggiungendo un pubblico sempre più vasto e diversificato. La sua longevità, la sua ampia diffusione e la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti nei gusti e nelle abitudini dei lettori testimoniano la sua costante popolarità nel panorama editoriale italiano. Anche oggi la rivista continua a offrire una guida completa alla programmazione televisiva, insieme a recensioni, interviste e aggiornamenti sul mondo dello spettacolo, della musica e del cinema. Attualmente la rivista TV Sorrisi e Canzoni continua a mantenere la sua rilevanza nel panorama mediatico italiano attraverso diverse iniziative e contenuti. La rivista fornisce una copertura dettagliata di eventi importanti come il Festival di Sanremo, offrendo ai lettori interviste esclusive, resoconti e approfondimenti sulle ultime novità nel mondo dello spettacolo. La rivista rimane aggiornata sulle ultime tendenze nel mondo della televisione, della musica e del cinema, fornendo ai lettori recensioni, interviste e approfondimenti su programmi TV, film e artisti emergenti. Attraverso il suo sito web e i profili sui social media, TV Sorrisi e Canzoni offre contenuti aggiuntivi, anteprime e interazioni con il pubblico, mantenendo così un legame stretto con i suoi lettori e i suoi seguaci. La rivista continua a stringere partnership con marchi ed eventi di rilievo, ampliando la sua portata e offrendo ai lettori contenuti esclusivi e offerte speciali. La capacità di adattarsi ai cambiamenti nel mondo dell'intrattenimento e di offrire contenuti rilevanti e coinvolgenti contribuisce al mantenimento della sua popolarità e della sua attualità. Nel 1953 nacque il Festival di Sanremo. Sin dall'inizio, la neonata Sorrisi e Canzoni fu un punto di riferimento per il festival. Sui social network compaiono foto e interviste ai protagonisti dell'evento musicale italiano più importante. Ogni anno la redazione si trasferisce a Sanremo per seguire ogni attimo dell'evento, così che non fuga alla vista di nessuno, ogni attimo fuggente. La rivista riporta i testi delle nuove canzoni qualche settimana prima che inizi il festival. Almeno una settimana prima, la copertina mostra una foto di gruppo con tutti i cantanti in gara. TV Sorrisi e Canzoni ha radicato la sua presenza nella cultura pop italiana e rimane un punto di riferimento per gli appassionati di intrattenimento di tutte le età. E sapete che faccio? Visto che l'ho qui a portata di mano, adesso eccola qui, mi metto a sfogliarla, guardiamo la programmazione televisiva di oggi, ok, così decido cosa guardare, va bene. Dai, vediamo cosa guardo questa sera. Però vi devo salutare, perché mica posso condividere quello che guardo io. Scegliete voi il vostro programma, dai.